Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. In apertura la questione Ponte sullo Stretto. La regione siciliana prende le distanze dalla scelta del governo di tagliare una buona parte dei fondi di sviluppo e coesione destinati per la realizzazione dell'opera. La decisione governativa per cui la quota di nostra compartecipazione debba essere di 1,3 miliardi di euro non è mai stata condivisa dall'esecutivo regionale, è stato specificato in una nota della regione. È stato identificato invece il pirata della strada che lo scorso 28 novembre avrebbe investito una donna a Mascalucia nel Catanese. Dopo il sinistro avvenuto in via Polveriera, l'uomo si sarebbe dato alla fuga senza soccorrere il pedone. E rimaniamo a Catania, dove è stato sventato nel quartiere Zia Lisa un tentativo di suicidio. Una ragazza di Taormina era salita sul tetto di un B&B intenzionata a compiere il gesto estremo. La vicenda ha avuto un lieto fine grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Non pagare per essere liberi è l'iniziativa di Addio Pizzo nel Palermitano. I volontari dell'associazione agiranno nella zona commerciale di Corso Calatafimi per invitare i negozianti appunto a non pagare il pizzo. Un percorso di sensibilizzazione contro Cosa Nostra che proprio sotto le feste chiede ai negozianti la tassa più salata. E in chiusura il meteo, torna domani in Sicilia il maltempo, le temperature si abbasseranno e il sole si farà da parte. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a domani.